missione è impreziosire l'ecosistema locale e promuovere l'innovazione. Stiamo parlando di The Net Value, il primo incubatore certificato di start-up innovative della Sardegna. Ma cerchiamo di capire in modo più dettagliato di cosa si tratta insieme all'amministratore delegato Mario Mariani. Mario, tu sei il fondatore di questo incubatore. Di cosa si occupa The Net Value? The Net Value si occupa di incubazione di impresa, di imprese digitali. È un progetto nato 15 anni fa, dopo la mia lunga esperienza nel gruppo che ha fondato Tiscali e l'ha fatto crescere a livello internazionale. Ho deciso di portare quel modello, ovviamente adattandolo al territorio, anche a Cagliari. Ho deciso di fondare The Net Value per supportare gli imprenditori nei loro percorsi di crescita per fare le start-up e farle crescere in maniera ambiziosa a livello internazionale. Qual è stata la necessità di creare The Net Value e qual era la sua visione iniziale? Sì, più che una necessità era un'opportunità. Il territorio aveva un humus digitale importante, di grandi competenze di frontiera per effetto della presenza di Tiscali su questo territorio. L'opportunità era proprio quella di generare nuove iniziative imprenditoriali che potessero avere successo a livello internazionale, partendo da un territorio, come dire, svantaggiato come la Sardegna, che essendo un'isola isolata, ma arrivando internet in maniera massiva, il sogno era quello di poter comunque anche da una terra isolata, per effetto della presenza di internet, poter lavorare tranquillamente da un posto come questo avendo clienti in tutto il mondo. Quindi abbiamo selezionato delle aziende, le abbiamo supportate in questo tipo di percorso di crescita. Quindi era proprio un'opportunità del territorio da sfruttare a livello imprenditoriale. Dopo 10 anni di attività è avvenuto un cambiamento importante. Quali sono state le sfide che avete affrontato nel far crescere questo incubatore? 5 anni fa c'è stato proprio un cambio di passo, diciamo un cambio di scala, perché negli uffici precedenti, che erano a 300-400 metri da questo stabile, la struttura era abbastanza piccola, ospitava circa 40-50 persone, tutte start-up. Quindi era, come dire, una struttura che univa tante debolezze e a mio parere era importante avere una casa più grande dove ospitare un centinaio di persone che non venissero solo dal mondo delle start-up, che sono tutte aziendine piccole, deboli, che hanno bisogno di crescere, che hanno mille difficoltà, ma era importante secondo me unirle anche con aziende più grandi, quindi aziende consolidate, anche qualche multinazionale, per creare queste dinamiche di collaborazione virtuose molto più forti. Quindi abbiamo preso la decisione di spostarci nell'attuale struttura dove siamo, che è una struttura di circa 800 metri quadri con un grande giardino di 1200 metri quadri, dove appunto ospitare non solo le start-up o liberi professionisti, ma anche le aziende più grandi e creare una comunità di innovatori. Infatti The Net Value ha questo payoff The Innovators Community, che fosse anche allargata a tutte le aziende innovative del territorio. Come facciamo a creare questo tipo di comunità? Lo facciamo anche attraverso eventi, quindi noi più o meno 2 volte al mese ospitiamo persone che hanno qualcosa di interessante da dire in eventi pubblici, che sono eventi per 30, 40, 50 persone nella saletta conferenze che abbiamo al piano terra. Sono eventi di tipo gratuito dove da fuori vengono gli innovatori che hanno le aziende sparse nella città e li mischiamo con gli innovatori che sono dentro l'incubatore per discutere tematiche di frontiera, analizzarle e poi finiamo questi eventi con dei piccoli aperitivi di networking dove cerchiamo di favorire le connessioni tra tutti gli innovatori del territorio per generare processi innovativi. Parliamo di una struttura su cui le nuove start-up possono sviluppare le proprie idee. Puoi condividere con noi un esempio di start-up che ha avuto successo grazie all'incubatore? Un'azienda che ha iniziato all'inizio del nostro percorso si chiama Manifarm. È un'azienda di 2 imprenditori milanesi che ha individuato Cagliari come posto per mettere in piedi il loro team di sviluppo. Come dicevo prima, il territorio ha tanti sviluppatori, ha tante competenze
Quindi hanno aperto la sede dentro l'incubatore e ci hanno chiesto di aiutarli a individuare il team di sviluppo, quindi li abbiamo aiutati a trovare i talenti giusti per avviare questa struttura. Manifarm, che ha sede a Cagliari, a Milano e a Londra, si occupa di risparmio gestito, è una fintech che ha un successo molto importante a livello internazionale, che ha accumulato tanti investimenti da parte dei fondi di venture capital, è un'azienda di grande successo. Il ruolo degli incubatori è sempre attuale, vale anche per un futuro? Ma assolutamente sì, e direi sempre di più. Incubatori / coworking sono molto importanti per non solo aiutare e supportare le start-up nelle loro prime fasi di vita, devono rimanere molto flessibili nella loro struttura dei costi. Banalmente, se una start-up deve affittarsi un ufficio, se deve affittare un ufficio per i fatti propri, i contratti sono 6 anni più 6. Una startup che sta nascendo adesso, che non sa se in futuro esisterà, non può prendersi un impegno per un contratto da 12 anni o da 6 più 6 per un affitto. Come immagina il futuro di The Net Value nei prossimi 5 anni? Allora, la immagino, intanto stiamo aggiungendo un'altra linea di business, che è quella dell'agenzia di ricerca e selezione del personale, che si chiama Tech Talents, perché è focalizzata sui talenti tecnici, quindi sempre legata al mondo digitale. Questo è il terzo, la terza gamba di questa strategia di crescita di The Net Value per radicarsi bene su questo territorio, che comunque sconta il problema di essere inserito in un contesto piccolo, perché Cagliari comunque è una città di provincia, diciamo Cagliari, Interland, 500.000 di abitanti, e niente rispetto a Milano, rispetto a Roma, rispetto a Berlino, rispetto a Londra. Però, come dicevo prima, il fatto che Internet abbia annullato le distanze e faciliti la creazione di relazioni globali, pur stando in un posto piccolo, ci dà le nostre chance di crescita. Sicuramente importante per The Net Value lavorare in un contesto di network con gli altri incubatori, acceleratori, i fondi di venture capital a livello nazionale e internazionale. Questa è una cosa che noi coltiviamo da tanto tempo. Io stesso, con un altro cappello, sono stato fondatore di un fondo importante di venture capital che si chiama United Ventures, che è uno dei fondi più importanti in Europa, che ha sede a Milano, ma grazie a questo abbiamo tutta una serie di relazioni col mondo dei capitali, che è quello che serve alle aziende che nascono qui e che hanno bisogno poi di capitali per crescere e internazionalizzarsi. Questo è quanto l'incubatore The Net Value offre a tante aziende. Nella prossima puntata, dedicata sempre alla serie dell'innovativa struttura, vi faremo conoscere una delle tante importanti aziende che fanno parte di The Net Value. Non perdetevi quindi il prossimo appuntamento.